L'incertezza sulla tornata elettorale blocca anche le scuole. Lo conferma Luca Zaia, che sottolinea come sia impossibile organizzare il ritorno in classe degli studenti veneti con la spada di Damocle delle elezioni di settembre. Perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni, noi siamo sempre lì, cioè è veramente, cioè, tocchi un punto cruciale, cioè noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché vorremmo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione, non è mai accaduta nella storia d'Italia. E non è tutto, il mandato di regioni e sindaci è scaduto da un pezzo. Io penso che sia imbarazzante e anche disarmante assistere a un Parlamento bloccato da un dibattito sulla convocazione della data delle elezioni, quando ha davanti il Parlamento degli amministratori che sono sostanzialmente scaduti. Dal 30 maggio 6 presidenti di regione e 1500 sindaci sono scaduti, nel senso che hanno concluso la loro legislatura.